Ti miro da sa punta e santa rughe, Iscanu, terra mia. Questo manzano, una debile luce, ti fa che compagnia, discreta vizza de su sole attunzo. Pare sgaivitticca, che ti botto inserrare intro un punzo, intro una bobollicca. Paese mio, Scano di Montiferru. Noi viviamo a Scano, un paese del Montiferru che si trova nella Sardegna centro-occidentale, ad ovest, dove tramonta il sole. Siamo vicini vicini al mare ed è alto 400 metri sul livello del mare. Bellissimo perché abbiamo le colline vicine, abbiamo tantissimo verde, abbiamo boschi di lecci, di querce, di agrifoglie e poi una cosa importantissima, vi ricordate, ne abbiamo parlato i giorni scorsi, l'acqua. Abbas, levias e cristallinas. Vi ricordate dove sono queste sorgenti? Ci andiamo spesso perché festeggiamo in aprile, dopo Pasqua, in agosto, sorgenti di Sant'Antioco.
Scano fin dai tempi lontani, lontani, lontani è stato popolato. Sapete perché? Questo lo sappiamo dai nuraghi che abbiamo qua intorno. Sapete, ce ne sono una quarantina conservati in buono stato, però quello conservato meglio è il nuraghe di Nuracale. A Ispinioro, come si va a Senario, lo ricordate? Besugaminu siamo andati l'anno scorso a fare una passeggiata e abbiamo scoperto le Domus de Janas, dette anche furrighesos. Sapete perché? Perché somigliavano, pensate un pochino alla radice della parola, furrighesos. A che cosa vi fa pensare? A suvurru. Ecco, infatti, somigliano proprio ai forni per il pane. Ora avete tutti gli elementi per cominciare lo svolgimento del tema. A posto? Buon lavoro. Io vivo a Iscanu. Scanu di Montiferro. Si chiama Scanu di Montiferro in italiano, Iscanu in sardo. Io voglio bene a Scanu perché sono nato a Scanu e a Scanu vivono tutti i miei amici e tutti i miei parenti, a parte quelli che sono andati a lavorare in continente e in Belgio. Ma voglio bene a tutti, anche se sono lontani. La maestra ha detto che il nome del mio paese deriva da Scan, una parola fenicia che vuol dire luogo abitato. Comunque la maestra è indecisa, dice che Scano può derivare anche da Scanno, che era lo sgabello dove poggiavano la testa i poveri cristiani quando gli veniva tagliata la testa perché erano cristiani. Questa tragedia avveniva nella piazza Montrigu e Reus, che in italiano vuol dire collina dei condannati. È una storia che impressiona un po', ma io e i miei amici in quella piazza ci giochiamo lo stesso. Io sono sicuro che Scano è il paese più bello del mondo. Ne sono sicuro perché ci sto bene e mi dispiacerebbe andarmene. Gli scanesi sono tutti simpatici. A Scano poi ci sono tante feste, ma quella più lunga e bella è Sa Festa ed Otaida. L'unico difetto è che si festeggia ogni 4 anni, ma dura quasi tutto il mese di agosto e costa tanta fatica. La festa d'Otaida è una festa che si protrarrà fino al 28 agosto e che coinvolge tutta l'intera popolazione ed è caratterizzata da una serie di manifestazioni, delle mostre, dei momenti culturali. La festa è organizzata dal comune, ma quelli del comune, anche se si fanno in 4 da soli, farebbero brutta figura senza l'aiuto della gente. Per questo viene
chiamata festa Edotaida. Bello est questa festa che si vette, pone di movimento o iscano. Su due chi di austo dai manzano, fugliando fuori cravatta e colpette, pone a palte giacchetta e berrette, infilaticche, berritta e cobano. Allegra la festa, paesano, con sonos, cantos e isparos de coette. Bocan rapitus as cosas antigas, istreposo, oldifinzos, esos atrezos, qui testimonien sa vida iscanesa. Qui ne sia compensare as fatigas, e suori che ancazzaos olbezzos, n'ammiren tutto canto sar bellezas. Deus te salve Maria, qui ses de gracia plena. L'estate è molto più bella quando c'è la festa, sembra più lunga perché quando finisce la giornata e sei stanco, morto già, ti devi preparare per il domani. La festa è iniziata il 12 agosto con una pilata di moda. I vestiti erano belli anche se un po' strani. Io e i miei amici ci siamo divertiti perché ha pilato anche gente di Scano. All'inizio abbiamo riso, ma sono stati bravi e li abbiamo applauditi. Entrando nate capitale e alla gioventù bella che ci venimos. Alla processione delle confraternite c'era tanta gente e tante confraternite venute da tutta la Sardegna. Ave
molte case di Scano hanno organizzato delle mostre. Quella che mi è piaciuta di più era quella dei giochi antichi. Mi ha accompagnato babbo che mi ha spiegato come giocava quando era bambino. Poi siamo andati a vedere la mostra degli attrezzi agricoli. Babbo ha detto che una volta in campagna si faticava molto di più, però erano bei tempi e si è un po' commosso. C'era anche la mostra dei tappeti con le moto vecchie, ma lucide. Poi abbiamo visto come i fabbri costruiscono le cose in ferro. La mostra delle fotografie di Scano mi è piaciuta molto. Alcune fotografie erano in bianco e nero perché sono state scattate molti anni fa. Altre erano a colori, ma erano vecchie lo stesso. C'era anche la foto di Peppino Ghiaccio. Peppino era uno sportivo, appassionato, amico di babbo. Il torneo di calcio della festa era dedicato a lui. Per vedere i quadri si poteva andare alla mostra di pittura. A Ferragosto c'è la processione della Madonna che sembra addormentata ma è morta, volando in cielo. C'erano spettacoli tutte le sere. C'erano bravi attori e cantanti come Emanuele Garau e Pier Paolo Piludu che sono di Scano e che sono tornati per la festa. Ma sono stati bravi anche quelli del gruppo sperimentale scanese. Il cuore dell'uomo, dedicato a Fabrizio De André. Non para pura poesi, chi in custaglia, se si sterridu, sughero della natura e della vita. Non ti hai
Ascano ci sono anche dei bravi cantanti in lingua. Cantano in sardo e si chiamano Concordo Iscanesu. Con Babbo siamo andati a vedere anche la mostra de sas resultas de sol barriles degli oggetti costruiti in legno e in pietra. A vedere le mostre dei prodotti tipici di Scano ci sono andato con i miei amici. C'era tanta roba buona e bella, anche se non si poteva. Le signore della mostra ci hanno fatto assaggiare tante cose buone. Poi siamo andati a casa di una signora che era anche una specie di museo. C'erano tante cose antiche. Erano antichi anche i costumi di Scano. Sono vestiti che ormai a Scano vedi solo nelle feste, ma sono molto belli e colorati. Con i miei amici ci siamo divertiti molto anche allo spettacolo organizzato da un gruppo di giovani di Scano. Hanno fatto tutto loro, hanno comprato la stoffa, hanno cucito i vestiti e le ragazze più carine, hanno fatto la passerella. Le ragazze di Scano sono proprio belle. La festa è finita alle sorgenti di Sant'Antioco. I fedeli di 50 anni di Scano hanno invitato tutto il paese a uno spuntino enorme. La gente ha mangiato e bevuto a più non posso ed erano tutti allegri. Questa è la festa Edotaida di Scano, ma sicuramente ho dimenticato qualcosa perché ci sono tante cose da raccontare. Qualcosa di grande tra di noi che non potrei cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. La musica non ragiona, e lei ragiona solamente con me. Con la musica io ragiono e non riesco a ragionare con te. Avete finito? Sì! Una per volta. Mettete i quaderni su. Una per volta. Jessica.
Profumi, colori, allegria. Una piccola metropoli d'arte e tradizioni. Un paese che ha ancora molto da scoprire e molto da stupire. Iscanu, un isteddu lughente.